Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. 25 maggio e siamo così arrivati alla giornata di metà settimana, amici dell'oroscopo. Siamo pronti anche ad accompagnarla con le novità delle stelle di Radio.0, quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Ariete, con il Sole in sestile alla Luna e Marte che fa il suo ingresso nel vostro cielo, scorgerete nella routine il modo per renderla meno piatta e banale. Le stelle faranno prendere alla giornata una piega diversa, assai più divertente di quanto pensavate. Pronti a scoprire di più? Toro, con Mercurio in trigono a Plutone, voi direte anche quello che sarebbe meglio tacere. Attenzione pur di coinvolgere però un amico nella realizzazione di un vostro sogno. Avrete lucidità e rapidità mentale dalla vostra parte oggi, doti con cui in qualsiasi circostanza saprete cogliere ciò che cercate. Gemelli, il Sole in sestile alla Luna vi renderà molto concreti. La spontaneità, per quanto a volte possa indurvi in errore, è sempre meglio della freddezza, ricordate. Saturno benevolo dall'altra parte vi addestrerà oggi a migliorare la capacità di affrontare le varie realtà della vostra vita. Cancro, basta per voi procedere con i paraocchi, le situazioni cambiano e le persone con loro, non potete pretendere di fermare il tempo, magari, e mantenere tutto com'era. Se sarete agitati poi incolpate Marte oggi, fatelo pure, fate qualche pausa per riposarvi, quindi è fondamentale questo per il vostro benessere. Leone, grazie a Venere, Marte e Giove non smetterete di perdere tempo con rapporti affettivi complicati e diciamo finalmente vedrete sbiadire le incertezze e alimenterete l'entusiasmo. Con queste stelle così favorevoli, diciamolo, potrete circondarvi poi di coloro che vi apprezzano davvero. Vergine, il vostro momento, Nettuno è ostile in giornata, fate attenzione agli errori di valutazione nei vari ambiti della vostra esistenza, prestate cautela anche nell'accettare i consigli dei conoscenti, attenzione quindi. Non siete poi troppo esigenti con il partner e ricordate il detto, chi troppo vuole nulla stringe. Bilancia, con la Luna e Marte in opposizione dall'Ariete sarete coinvolti in attività dai ritmi frenetici, in vista anche qualche noia per guasti tecnici o intoppi vari. A causa di Giove nemico, invece, controllate la dieta, potrebbe indurvi a eccessi un po' poco salutari. Scorpione, Saturno inquadrato dal segno dell'Acquario vi creerà qualche ostacolo in giornata che metterà pure alla prova la vostra costanza e la forza di volontà per andare oltre. Se spesso vi sentite affaticati invece a causa del ritmo delle vostre giornate, lo sappiamo, durante le quali girate come trottole, fermatevi un attimo, riposate e poi riprendete. Sagittario, per merito di Venere e Giove che vi proteggono amorevolmente negli affetti e nella carriera avrete più possibilità di fare centro, raddrizzando un po' il tiro, come si suol dire. Attrarrete come calamite le persone positive, gioiose e ottimiste, passerete insieme momenti davvero piacevoli. Capricorno, con Mercurio in trigono a Plutone in questo mercoledì sul lavoro procederete cercando soprattutto il dialogo, avrete un'eccellente prontezza nel trovare soluzioni a tutti i problemi. Nell'attività invece è arrivata l'ora di attualizzare le procedure, rinnovare tecniche e pure i metodi nell'operare, mi raccomando, fatelo. Acquario, passiamo a voi. Con Saturno nel segno, una persona a voi molto vicina vi farà guardare una questione che vi assilla da tempo da un altro punto di vista e presto la risolverete. Vedete cosa vuol dire cambiare prospettiva? Qualcuno poi che avete appena conosciuto si rivelerà nel tempo un amico su cui poter contare, fidatevi. E chiudiamo con i pesci. Grazie all'aiuto di Urano in Toro supererete gli ostacoli pratici che state incontrando nell'attuazione di un programma molto ambizioso che avete in piedi. Asseconderete questo Urano alla fine che vi fa guardare con simpatia ai cambiamenti, briose novità sono in vista. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle del giorno che insieme a me vi salutano. Ci ritroviamo domani per tutte le novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0